La dì che Mosè al finì di fa su il santuari, di ongilu e di consacralu, di ongi e consacrà tut il suo forniment, l'altar e tutto il suo forniment. Si presentarin i sorestans di Israel, i sorestans des fameis dei lor vons, i capos tribù che avevin provveduto al cens, e apportarin lis lor ufiertis denant al Signor, si stiars e 12 buus, vadì un chiar ogni 12 sorestans e un bo paromp, iu presentarin denant al santuari. Il Signor i disse a Mosè: chiolilu ed oprilu per svoris de tende de convigne ed aurai ai leviz, a ognun seont le lor vore. Allora Mosè al ciolè i chiars e i buus e uraide ai leviz. Urde 2 chiars e 4 buus ai figli di Gerson, seont la lor vore. Urde 4 chiars e 8 buus ai figli di Merari, seont la lor vore, sotto il comand di Itamar, fi dal pre di Aaron. Ma ai figli di Cheat non urde nuie, perché che avevin il servizi des robis santis, di portalis a spale. I sorestans a presentarin l'uffierte per dedicazione dall'altar, la di cal fosson zut. I sorestans a presentarin l'uffierte un indì per dedicazione dall'altar. Quel cal presentarà l'uffierte la prime di al fo Nacason, fi di Aminadab, de tribù di Giude. La sua uffierte e fo un plat d'arint cal pesave 130 siclos, un eguantiere d'arint di 70 siclos, seont il ciclo del santuari. Ducidoi in colms di farine di flor, tocciade talvueli, per oblazion. Une coppe d'aur di 10 siclos, in colme di bon odor. Un mangiut, un roc, un agnel di un an per l'Olocaust. Un bec per sacrifici di espiazione. E per sacrifici di comunione 2 buus, 5 rocs, 5 becs, 5 agnei di un an, che este e fo l'uffierte di Nacason, fi di Aminadab. La seconda dì al presentà l'uffierte Natanael, fi di Suar, sorestant di Issacar. All'uffrì un plat d'arint che pesave 130 siclos e un guantiere d'arint di 70 siclos, seont il ciclo del santuari. Ducidoi in colms di farine di flor, tocciade talvueli per oblazion. Une coppe d'aur di 10 siclos in colme di bon odor. Un mangiut, un roc, un agnel di un an per l'Olocaust. Un bec per sacrifici di espiazione. E per sacrifici di comunione 2 buus, 5 rocs, 5 becs, 5 agnei di un an, che este e fo l'uffierte di Natanel, fi di Suar. La terza dì itocià a Eliab, fi di Chelon, sorestant dai figli di Zabulon. La sua uffierte e fo un plat d'arint che pesave 130 siclos, un eguantiere d'arint di 70 siclos, seont il ciclo dal santuari. Ducidoi in colms di farine di flor, tocciade talvueli per oblazion. Une coppe d'aur di 10 siclos, in colme di bon odor. Un mangiut, un roc, un agnel di un an per l'Olocaust. Un bec per sacrifici di espiazione. E per sacrifici di comunione 2 buus, 5 rocs,
cinque bags, cinque agnei di un an. Queste e fu l'offierte di Eliab, fi di Chelon. La quarta di Itochia a Elisur, fi di Sedeur, sorestant dai figli di Ruben. La sua offierte e fu un plat da rint che pesava 130 siclos, un guantiere da rint di 70 siclos, seonti il ciclo dal santuari. Ducidoi in colms di farine di flor, tocciade talvueli per oblazione. Une coppe d'aur di 10 siclos, in colme di buon odor. Un mangiut, un roc, un agnel di un an per l'olocausto. Un bec per sacrifici di espiazione e per sacrifici di comunione, 2 buus, 5 rocs, 5 becs, 5 agnei di un an. Queste e fu l'offierte di Elisur, fi di Sedeur. La quinta di Itochia a Samuel, fi di Surisadai, sorestant dai figli di Simeon. La sua offierte e fu un plat da rint che pesava 130 siclos, un guantiere da rint di 70 siclos, seont il ciclo dal santuari. Ducidoi in colms di farine di flor, tocciade talvueli per oblazione. Une coppe d'aur di 10 siclos in colme di buon odor, un mangiut, un roc, un agnel di un an per l'olocausto, un bec per sacrifici di espiazione e per sacrifici di comunione 2 buus, 5 rocs, 5 becs, 5 agnei di un an. Queste fu l'offierte di Salomiel, fi di Surisadai. La sesta di Itochia a Leisap, fi di Deuel, sorestant dai figli di Gad. La sua offierte e fu un plat da rint che pesava 130 siclos, un guantiere da rint di 70 siclos, seont il ciclo dal santuari. Ducidoi in colms di farine di flor, tocciade talvueli per oblazione. Une coppe d'aur di 6 siclos, in colme di buon odor, un mangiut, un roc, un agnel di un an per l'olocausto, un bec per sacrifici di espiazione e per sacrifici di comunione, 2 buus, 5 rocs, 5 becs, 5 agnei di un an. Queste e fu l'offierte di Eliasaf, fi di Deuel.